in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci qua, siamo tornate con la trasmissione Sportello Pensionati. Vediamo subito chi c'è oggi in studio con noi. Cominciamo da Cristina Fanciullacci, che è coordinatrice donne dell'FNP CISL buonasera a tutti e a tutte. Udinese e Bassa Friulana. AST CISL, no? Coordinatrice donne FNP. Abbiamo Liliana della Rovere, che inizia un po' così. Liliana ha cominciato subito con un errore, non mi piace cominciare sbagliando. E comunque, Liliana della Rovere, vecchia conoscenza di Telefriuli, ormai sì, buonasera, dell'FNP CISL di Udine. Grazie per essere qua. E direi di cominciare proprio a parlare, a scendere nei particolari del ruolo che ha appunto Cristina. Per parlarci della giornata contro la violenza sulle donne. Cade il 25 novembre questa giornata, però la CISL ha già iniziato con iniziative importanti, prima fra tutte anche la presentazione di un libro, del libro di Elena Comessati, no? Presentato proprio ieri in CISL. Vediamo che cosa avete in programma e facciamo anche un piccolo resoconto di quello che è stato l'inizio, no? In preparazione della giornata. Credo sia importante, buonasera a tutti e a tutti, anche ricordare da dove nasce la ricorrenza del 25 novembre, perché è stata istituita nel 1999 la giornata internazionale da una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È stata istituita in memoria delle sorelle Mirabal, delle attiviste politiche dominicane che nel 1960 furono rapite, stuprate e uccise su ordine dell'allora dittatore appunto dominicano di Trujillo e quindi poi nel tempo, prima le donne latinoamericane e successivamente poi nel mondo, e appunto il loro rapimento era avvenuto il 25 di novembre, la loro uccisione. Pertanto si è poi l'Assemblea dell'ONU decise nel 1993 di istituire la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne e successivamente nel 1999 la risoluzione, per cui invita tutti i governi, le organizzazioni non governative, le organizzazioni internazionali a organizzare in questo giorno o vicino attività per la sensibilizzazione sul problema della violenza contro le donne. E quindi in questa occasione, proprio ieri, l'AST CISL di Udine e la FNP hanno deciso per quest'anno di, attraverso la presentazione del libro di Elena Comessati, Il mostro di Udine, di ripercorrere un periodo attraverso 2 decenni e proprio per ricordare e riportare alla memoria ciò che avvenne nel nostro territorio tra il 1971 e il 1989 con l'uccisione di 13 donne. È stata una vicenda particolarmente difficile per tutti, per il territorio. Solo 4 donne poi si fecero risalire o quantomeno insomma, a quello che poteva essere la stessa mano. E peraltro sì, purtroppo quello che sta succedendo in questi giorni ci ricorda che, ahimè, è una emergenza non più sopportabile, cioè è molto difficile trovare tutti gli strumenti, ma noi non dobbiamo arrenderci, questo è davvero per tutti, per uomini e donne, è assolutamente insopportabile questa emergenza e questa mattanza, perché poi a Roma si parla, no? Si continua a parlare per sensibilizzare, però evidentemente il messaggio non è sufficientemente forte, perché continuano
a ripetersi episodi di violenza? Beh, il percorso Nonostante, è lungo. no, è un percorso, sì, è un percorso molto lungo, difficile. E sicuramente poi gli strumenti, laddove ci sono, vengono accertate le responsabilità, ci deve essere una mano ferma in modo che ci sia dal punto di vista sanzionatorio, ma è anche vero che però davvero dobbiamo lavorare sulla cultura del rispetto reciproco, che nel nostro caso è assolutamente, ma soprattutto degli uomini nei confronti delle donne, di molti uomini, perché non dobbiamo generalizzare ovviamente. Ecco, quindi diverse iniziative, abbiamo detto la presentazione del libro. In questo poi caso nei prossimi giorni... poi sicuramente le categorie faranno delle iniziative, Sì. ma insomma in questa situazione noi abbiamo deciso di dedicare la giornata di ieri. Allora, Liliana. Sì, le tante domande adesso del momento. Tante domande del momento. Esatto. È da alcune settimane che continuiamo a parlare di perequazione, pensioni. Sì. Già ha cominciato a dare delle idee per quanto riguarda le percentuali, Sì. no, le possibilità. Sì, Telespettatori ci hanno chiamato, ma di quanto avrò io l'aumento perché io ho questo reddito? Infatti non è tanto chiaro perché No, appunto ci sono troppe cose mischiate sembrava, dentro in questo no? decreto, sì, quindi Sembrava che le cose fossero chiare invece non all'inizio, lo sono. invece Molto. adesso si sono un po' aggrovigliate, sì, esatto. Ecco, e quindi che cosa si arriva a capire di sicuro, Liliana? Allora, prima di tutto la perequazione che hanno ricevuto con il decreto aiuti bis, quella di ottobre, novembre e dicembre, è un anticipo del 2% della perequazione che deve essere fatta nel 2023, quindi questo è un anticipo, non è una perequazione diversa. Quella invece che abbiamo preso a novembre tutti quanti, perché quella di questi mesi anticipo riguarda solo le pensioni fino a 35.000 euro annui. Invece quelle che hanno preso tutti a novembre è solamente il consuntivo, diciamo, della perequazione del 2021, che doveva essere a 1,9, invece era stato applicato 1,7. Quindi questo è un capitolo vecchio. Mentre quello nuovo, è la perequazione del 2023, è stato stabilito che è il 7,3. Finalmente abbiamo un dato ben preciso. C'è un dato sicuro. Ben preciso. Quindi per quello che riguarda quelli che l'hanno avuto l'anticipo, dopo verrà naturalmente recuperato. Comunque il fatto è 7,3 per tutte le pensioni che arrivano fino a 4 volte il trattamento minimo, quindi fino a 2.100 euro. Per le pensioni minime invece, una notizia proprio ultima che è uscita da un giorno, 1 o 2 giorni, si è parlato di una perequazione un po' superiore, quindi il 120%, ma intendiamo dire in pratica è l'8,76%, perché il 7,3 fa il 120% e l'8,76%, quindi solo quello per le pensioni minime, che quindi passano da 5,25 a 5,71, quindi vicino ai 600 euro. Quindi Sì, perché l'obiettivo era proprio quello di portare, aumentare no? le pensioni minime, Sì. quindi chi ha una pensione minima sa che a gennaio dovrebbe prendere 5,71, quindi questo è già uno scalino. Invece per le altre pensioni, perché dice fino a 2100 è il 100%, quindi per tutti uguale, in percentuale sulla propria pensione. Dal 2102 non è chiaro perché avevano parlato di una perequazione di 90% di 7,3 e poi 75% di 7,3. Adesso stanno parlando di un 50%, un 35%. Dobbiamo aspettare che esca dalla Gazzetta Ufficiale tutto il decreto, quindi per avere chiaro. Perché c'erano gli scaglioni, no? Erano stabiliti Sì. gli scaglioni man mano che c'era una certa sì, quota. 4 volte il minimo, 5 Sì. volte il minimo, 6 volte il minimo. Adesso dobbiamo vedere cosa è stato deciso, perché agli effetti non abbiamo tutte le tabelle, diciamo tutto chiaro, le percentuali che vengono applicate. Si parla del 50 e 35%, ma fino a quanto non abbiamo ancora chiara la cosa. Comunque sta di fatto che i primi importi delle minime l'abbiamo, perché Ecco, almeno per le minime l'idea per le minime c'è. è chiaro. Quello sì. è chiaro sicuro. Sì, sì, quindi con 2023... Anche se per essere sicuri al 100% aspettare la Gazzetta, pubblicazione la sulla pubblicazione. Gazzetta, perché quella è definitiva. Quella fa testo. Sì, fa testo, esattamente. Sì. Anche se comunque pare che sia stabilita, no? Quindi, Sì, perché ormai ha deciso, perché la Meloni ha deciso proprio. perché ha deciso così. Sì, esattamente. Ecco, poi ci sono delle novità.
Per quanto riguarda le quote, le pensioni, quote, esatto. Allora, abbiamo 103, adesso si parla di quota 103? Sì, perché si era parlato prima della quota 41, perché è stato tanto pubblicizzato questo discorso di 41 per tutti, alla fin fine non c'era la copertura finanziaria per 41 per tutti. E quindi si è arrivati a un restringimento, diciamo, dei requisiti. Quindi abbiamo detto 41 e mettiamo il limite d'età dai 62 in poi di età. Quindi già 41 più 62, 103. Quindi da lì viene il discorso della quota 103. E più l'importo che non deve superare 2.850. Quindi questi due requisiti sono essenziali per poter fare la domanda di quota 103, diciamo. Quindi quota 103 con, ripetiamo, quanti con anni? Requisiti 41 anni di contributi, 62 di età e l'importo non supera i 2.850 lordi mensili. Questo sono i requisiti per la 103, per la quota 103. Se ne parla o anche questo è... No, questo sembra agli effetti definitivo. Sembra definitivo, no? Che dovrebbe essere però una situazione transitoria questa, no? Beh, dovrebbe essere per il 2023, poi tra l'altro ci saranno le finestre, perché per la gestione privata le finestre sono di 3 mesi, per i dipendenti pubblici sono 6 mesi, quindi la prima finestra che ci sarà ad aprile, per i dipendenti delle aziende private e agosto per i dipendenti pubblici. Naturalmente come la quota 102 e 100 non si potrà lavorare, pena la sospensione della pensione, quindi chiaramente, e quindi divieto di cumulo assolutamente. Quindi quindi c'è il divieto assoluto? Sì, perché non è che tu possa invece raggiungere un certo limite di reddito ma per annuale. le altre era stato specificato fino a un lavoro occasionale fino a 5.000 euro. Sì. Adesso vediamo se... Perché con quota 100 non c'era il lavoro occasionale. Occasionale fino a 5.000 euro lordi. 5.000 euro lordi? Sì, 5.000. E quindi anche per la quota 102 altrettanto. Adesso vediamo se nelle note in come verrà pubblicato se è la stessa cosa anche per questa. Sì, tu comunque tieni sotto controllo la situazione, sì, perché Liliana tiene sempre tutto sotto controllo. Poi l'APE sociale viene confermata quindi anche per tutto il 2023 con le stesse condizioni che sono state applicate prima nel 2000, quindi sempre per i lavori gravosi eccetera. E l'opzione donna che cambia veste un po', perché sì, sono sempre i 35 anni effettivi di lavoro, il calcolo è contributivo, però cambia il discorso dell'età. Quindi si parla di 58, con 2 figli 58 anni di età, con un figlio 59 anni di età e senza figli 60 anni di età. Quindi viene diversificato secondo quanti figli si è avuto, diciamo. Ecco. Già comincia, perché doveva essere, presumo, io ho detto più facile verso i 60 anni, ma evidentemente hanno voluto favorire chi ha avuto figli, diciamo, no? Ci facciamo una piccola pausa, benissimo. Poi ritorniamo un'altra volta sull'argomento, continuiamo a parlare ancora di quello che sta facendo anche il sindacato contro la violenza sulle donne, continuiamo a chiarire un po' le idee sulla situazione delle pensioni, quando si può, quando non si può, che fare, come ci si deve comportare. Comunque, dopo la pubblicità potete cominciare a telefonare 0432 5735 17 oppure sms al 351 570 5687. Vi aspetto, a dopo. Eccoci nuovamente in studio, abbiamo un messaggio: buonasera, ho maturato 41 anni di contributi a maggio del 2022, compiuto 62 anni a ottobre 2022. Da quando potrò fare la domanda di pensione con quota 103? Devo attendere gennaio 2023? È prevista una finestra in uscita oltre al preavviso di 3 mesi, ecco, ne abbiamo appena parlato all'azienda, rispetto all'uscita con 42 e 10 mesi, uscendo con quota 103. C'è una penalizzazione sull'importo della pensione? Grazie per il riscontro, Stefano da Udine. Allora, la penalizzazione è il discorso che se va con quota 103 dopo non può lavorare, se vuol fare anche qualcosetto di lavoro assolutamente non può farlo perché c'è il divieto di cumulo, quindi quello.
Di importo di pensione non dovrebbe esserci nessun problema perché sì, non li cambia tantissimo, però bisogna vedere se lui arriva a 2.850 di pensione, perché noi non sappiamo niente delle sue retribuzioni, perché queste quote 103 si fermano a quell'importo lì, non vanno oltre. Quindi se lui matura 3.000 euro di pensione non gliele danno 3.000, le danno 2.850 lorde. Ecco. Questo deve sapere. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Salve, mi chiamo Sonia e sono di Cividale. Buonasera. Volevo sapere un'informazione. Prego. Buonasera. Io ho fatto 41 anni di lavoro, no? E 9 mesi e ho la pensione, quella dei precoci. Posso andare a lavorare? No. No, perché la quota 41 anche dei precoci prevede che non si può lavorare fino all'età della vecchiaia. Perché sì, è un anticipo, diciamo, rispetto al pensionamento dei 41 e 10 mesi. Quindi No, perché il patronato mi ha detto che posso lavorare. Ma sei andata con quota 41 dei precoci? Lei Sì, mi ha ma detto io che è posso andata... lavorare perché posso fare senza detrazione 25% di aliquota. Cioè, può lavorare Cioè, con mezza giornata, 3 ore. Sì, lavoro occasionale fino a 5.000 euro lordi all'anno. Non deve superare quella cifra lì. Cioè, la pensione più 5.000 euro, com'è? Allora, il lavoro occasionale che fa, extra, diciamo, non può superare i 5.000 Allora, io euro. diciamo prendo 900 euro al mese di pensione, no? Se io faccio 3 ore di lavoro, Ma non lavoro dipendente, occasionale vuol dire lavoro autonomo, così, non proprio di lavoro dipendente. Se no non si può andare a lavorare da una No, parte? è un lavoro autonomo, deve fare un lavoro autonomo occasionale. Cioè, cosa significa? Tipo i voucher, quelle cose così. Ah, boh, ma adesso sembra che mettano i voucher, Sì, però. li mettono, sembra appunto l'ultima novità che li Li tornano a mettere. ritornano, Ritornano, li sì. reintroducono. Sì, con un valore No, un po'... perché siccome io sono nata dai sindacati, no? Le ripeto, e mi hanno detto che io posso lavorare perché ho fatto 41 anni e 9 mesi, io ho 61 anni e posso fare un lavoro, basta pagare dopo la differenza. No, deve fare 41... Quando fare... Cioè lei deve aver fatto 41 e 10 mesi per avere Sì, diritto boh. all'anticipata, se no è un precoce, Sì, allora è sì. diverso. Sì, l'anticipata perché io sono andata con... 41 ho e 10 aspettato. mesi? 41 e 10 mesi quindi allora. Allora sì, se 41 e 10 mesi può fare quello che vuole. Esatto. Non ha Ah, ecco, nessun problema. Sì. Ah, si può lavorare, nessuno ti dice niente. Esatto. Se lei No, fosse sai quota com'è il mondo 100, d'oggi, no? se lei fosse No, quota sì. 100, se fosse precoce, no. Ma così, ho prendendo la capito. pensione Anticipata, giusta, è sì. giusta sì, e può lavorare sì quanto vuole. Anzi, questo li fa il supplemento, li va a aumentare la pensione. Sì, no, perché siccome oggi come oggi i soldi sa come sono, no? Sì. Perché dopo si fa il 7,30, si paga magari la differenza, non so. Sì, sì, è vero, è vero. Comunque, Comunque appunto, sì. si ricordi di chiedere, se lei va a lavorare, dopo 5 Sì. anni chiedere il supplemento, quindi le aggiunge qualcosa di più sulla pensione. Ah, però dopo 5 anni? Dopo 5 anni dalla pensione, dalla decorrenza della pensione. Ah, da quando hai preso la Sì, pensione? esattamente. Cioè, io ho preso la pensione nel 2018. Sì, se lei lavora adesso nel frattempo, allo scadere del 2023, sì, 18-23, Sì. sì, può chiedere il supplemento di quello che ha lavorato dal 2018 al 2023. Cioè, puoi chiedere al patronato? No. No, si deve fare col patronato la domanda di supplemento. All'INPS. Ah, può All'INPS. fare la domanda di supplemento? Sì, All'INPS. all'INPS va indirizzata, perché va indirizzata a chi le dà la ho pensione. capito, si va al patronato e dopo la mandano all'INPS. La mandano all'INPS, esattamente. Sì, però l'INPS deve accettare la domanda. Ma l'accetta l'INPS, sì, perché lei può lavorare dopo che è andata in pensione, per il suo tipo di pensione sì. Sì, perché io ho fatto 41 anni e 10 mesi, sono a posto, non ho Sì. problemi. Sì, esatto. Sì, non è che devo pagare dopo 4 volte. No, no, Perché basta aver fatto 41 anni e 10 mesi. Sì, Tu sì. non hai nessun problema, puoi fare quante ore vuoi, insomma. Sì, esatto. Ah, va bene, ok, grazie Va mille. bene. Va Salve, bene. buonasera, Bene, grazie. Arrivederci. Salve. arrivederci, ha tanta Grazie. buona volontà e poi bisogno anche di guadagnare, no? E quindi Perché se la la pensione signora è bassa, si sì, è detto vuole che la pensione tornare è a bassa, sì. lavorare,
fa bene, insomma, Sì, chi si sì, sente, no? sì, esatto. Parliamo ancora di donne, ci sono dei messaggi, però vorrei sentire ancora Cristina, proprio per quanto riguarda la violenza sulle donne. Anche il sindacato, come si muove? Perché, vabbè, adesso c'è la giornata internazionale, però non si parla di violenza sulle donne solo nella giornata internazionale. Assolutamente Ecco, no. si parla 365 giorni all'anno, Beh, il no? sindacato sempre in prima linea e sostiene tutte le iniziative perché peraltro nei nostri centri di ascolto, le persone per noi, siamo sempre in prima linea, per cui sosteniamo tutte le iniziative che riteniamo, che ovviamente l'organizzazione ritiene siano assolutamente da sostenere ed è un percorso, quindi la sensibilizzazione sull'aspetto dal punto di vista legislativo, a livello nazionale, le piattaforme, sì, diciamo, è molto cospicuo Sì. quello che è l'intervento sindacale e laddove poi a livello nazionale in tutti i tavoli discute e propone, quindi diciamo che a cascata poi sui territori, perché chiaramente, come dicevamo prima, è un lavoro anche lungo e che richiederà ancora del tempo. Sì. Tra l'altro, C'è tanta strada ancora da fare. Certamente, tra l'altro purtroppo proprio attraverso durante il lockdown è emerso un incremento della violenza. Ecco. I Magari dati saranno... possiamo parlarne dopo, perché so che appunto quando eri venuta qui, no, quando avevi partecipato alla Sì. trasmissione, proprio avevi parlato di un progetto. Vediamo Sì, a che punto dell'FNS, siete. senz'altro. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Laura di Pagnacco, ho già chiamato altre volte, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Siamo molto Ecco. contente, guardi, che lei sia una Sì, nostra vi seguo. affezionata. Ecco. Sì. Senta, volevo chiedere alla signora della Rovere lì, Sì. no, un'informazione riguardo la pensione. Allora, io ho iniziato a lavorare nel 1984, ho sempre lavorato nel privato. E adesso ne ho 53 anni, ma io per fare 41 anni e 10 mesi arrivo prima dei 62 a fare i contributi. Me la danno prima o devo aspettare proprio l'età dei 62? No, se lei arriva a 41 e 10 mesi, quel momento lì può fare la domanda di pensione, si chiama anticipata, perché anticipa se rispetto alla vecchiaia. Per quel Anche se ho prima dei 62 anni di età? Sì. Ah, Sì, perché boh. la Fornero agli effetti non è mai finita la riforma Fornero, diceva 41 e 10 mesi per le donne, quindi questa è in vigore tuttora e resta tuttora in vigore. Quindi lei quando ha 41 e 10 mesi, adesso non so quando arriverà. No, difatti io ne ho 53. Però ho iniziato a lavorare nel 1984, quindi facendo un calcolo nel 2025. No? Ecco. Quindi fino al 2025 resta ancora 41 e 10 mesi, perché col 2026 aumenterà di 2-3 mesi, diciamo, perché ogni tot anni aumenta di qualche mese, non è che viene stravolta la cosa. Quindi lei arriva a 41 e 10 mesi nel 2025. No, avevo paura di dover arrivare all'età di 62, per questo. No, questo è tutto un altro discorso. Chi non arriva con i contributi, parliamo di quota 103, parliamo di altre cose, ma chi ci arriva va tranquillamente con quella pensione anticipata lì. Ottimo, grazie. Va bene. Buona giornata. Buonasera. E complimenti, grazie. Grazie per aver chiamato. Continui a seguirci. Abbiamo un messaggio, buonasera, grazie che mi fate compagnia. Sono disoccupata, casalinga, ho un'invalidità all'80%, devo pagare assicurazione delle casalinghe. Grazie o grazia da Udine. Quindi assicurazione delle casalinghe. Sì. Però bisogna vedere se anche con la contribuzione, basta che non sia solo per gli infortuni, perché solo per gli infortuni non dà titolo a pensione. Se invece quella contributiva
casalinghe, quindi dopo, mi pare, 10 anni, al compimento dei 65 anni ha diritto a avere la pensione che ha maturato, perché è contributiva questa, è una cosa particolare. Ho iniziato a lavorare nell'84, anche questo è un caso particolare come quello della signora che ha chiamato prima. Adesso ho 53 anni per contributi e andare in pensione a 62 anni accumulo troppi anni di contributi. Premetto che ho sempre lavorato. Quindi può andare Privato, nel settore privato. Ho iniziato a lavorare nell'84, adesso quindi ho con i 53. 41 e 10 mesi può chiedere la domanda di pensione e può dopo continuare anche a lavorare, cioè va in pensione, dopo un tot di mesi può trovare anche un altro lavoro e può continuare a lavorare, non è un problema. Non è un problema. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. 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 Senta, io volevo fare... Pronto? Siamo qui. Sì, sta parlando con me, non ero sicura se parlava con me. Ecco, E sì. niente, io ho 72 anni. 62? 62, sì, compiuti. Sì. Ho 13 anni di contributi. Ho mollato il lavoro per seguire mio figlio che è handicappato grave, gravissimo. Non ho la sociale, ho solo l'assegno di mantenimento di mio marito di 500 euro. Posso sperare in qualcosa più avanti? Per i caregiver ho sentito che c'è qualcosa per i caregiver. Allora, non ho chiaro, se i 15 anni che ha fatto di lavoro li ha finiti 13 nel anni di 92? Li ha finiti Io ho finito di lavorare nell'80, penso un po' lei. Ho cominciato a 14 anni a lavorare. quindi quei 15 anni si feriscono prima Ho 13 anni, 13 anni di contributi. Ah, 13? Sì. 13 anni. Sì. Aia. E mi ha detto che non... E ha fatto anche versamenti volontari? No, volontari no. Li ho fatti per qualche anno perché seguivo mio figlio come... Quindi li ha fatti per qualche anno? Sì, ma però figuravo che ero al servizio di mio figlio, Ah, ho capito, quindi lei non ha un'autorizzazione ai versamenti volontari, perché se no, avesse no. un'autorizzazione ai versamenti volontari potrebbe completare per fare i 15, quindi pagare i 2 anni che le mancano e fare i 15. Però non avendo né questo né quello deve andare per forza coi 20, deve fare 20 anni di versamenti. Adesso assolutamente, adesso la mia età. Come fa? No, allora niente, allora non può fare nulla perché sono gli anni tutti precedenti al coso contributivo, al metodo di calcolo contributivo, perché il contributivo può andare anche con 5 anni, però questo riguarda i contributi dal 96 in poi, non quelli precedenti. Quindi no, perché sentivo parlare l'altra volta... Ha sentito parlare che si poteva andare con meno contributi? C'è la speranza per i caregiver che sì, siccome io ho mollato per guardare mio figlio. Però lei mi ha detto che ne ha solo 13, non ha versato... Sì, no, ma ho capito, ma non so se mettevano sui contributi, se in questo senso qua. No, se non ha... Niente. No. Niente, quindi perdo tutto, anche quelli lì perdo tutto. Purtroppo... Purtroppo sì. Purtroppo si perdono, Sì. purtroppo. Sì. Sono persi, va bene. Grazie mille, buonasera. Buonasera, buonasera. Ci facciamo un'altra piccola pausa per la pubblicità, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio e con Cristina Fanciullacci. Vediamo, perché prima stavamo parlando delle iniziative del sindacato contro la violenza sulle donne e ci sono praticamente dei dati certi. Ci sono? Allora, dopo l'adozione del piano straordinario contro la violenza di genere nel 2015 sono state introdotte anche la possibilità, e questo è avvenuto nel 2017 a seguito di un accordo tra l'Istat e il Dipartimento delle Pari Opportunità, per raccogliere e elaborare i dati, perché ahimè è difficile misurare la dimensione e le conseguenze. Quindi tutti gli attori che a livello nazionale, sia esso il governo o il Ministero il Dipartimento delle Pari Opportunità, per poter misurare e valutare tutti gli strumenti da attivare o comunque continuare
attraverso i finanziamenti con i centri antiviolenza e poi anche sul territorio con le aziende sanitarie, quindi è un fenomeno di difficile misurazione e quindi però è sicuro, i dati io non ho visto quelli più recenti, ma purtroppo durante il lockdown c'è stato un incremento perché la convivenza ha aumentato, magari, no? Erano stati attivati, perché anche il fatto di telefonare al numero nazionale al 1522, se tu sei chiuso in casa diventa difficile, no? E questo ci sono tutti i dati che dicono che c'è stato un incremento e le conseguenze che avrà. Sentiamo chi c'è in linea adesso, perché poi dovremmo anche tirare le somme, no, di quel progetto che avete avviato. Sì, volentieri. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Pronto? io sono la Carla di Udine e vi ho chiamato altre volte. Purtroppo quando non capisco una cosa devo chiedere. Fa bene, Allora, signora. io ho visto dei cartelli stamattina, non so in quale trasmissione, e c'era scritto gli aumenti che faranno sulle pensioni. Mi viene da ridere adesso un pochino, perché io che prendo 700 euro, è reversibilità di mio marito, c'era scritto che quelli che hanno 700 prenderanno 39 euro. Poi vedo che quel più andava sulla pensione e più prendevano. Non è che si sono sbagliati, perché quello che prende 1.500 non ha bisogno di 100 euro. Il fatto è che io prima dell'epidemia con 30 euro mi facevo la spesa per una settimana, adesso me ne vogliono 65. Sì, è aumentato Come fanno tutto. a dare 39 euro? È aumentato tutto, è vero. Basta andare a guardare tutti i prezzi del supermercato. Come fa uno? Non è che vado certo. chissà dove. Però mi sono resa conto che ho detto o hanno sbagliato o veramente qua non si dà a chi ha bisogno, si dà a chi ha già, perché uno che ha 1.500, avessi io 1.500, rinuncerei addirittura alle 100 euro per darlo a qualcuno che ha più bisogno. Liliana. E allora non ho visto male, è giusto così? È giusto Beh, così. su 700 mi pare che siano 51 euro di aumento di perequazione. Adesso non so, lei forse avrà visto il netto, da 51 lordi vengono 39 netti. Ma almeno lì io ho visto 39 euro. Si riferiva alle pensioni minime, che adesso agli effetti danno qualcosina di più perché hanno detto che ha aumentato la perequazione sulle pensioni minime. Perché era previsto 39, invece adesso prenderanno qualcosina di più. E quindi lei presumo che sia sui 51, se è giusto 700, ma lei 700 netti o lordi? Ma io vedo che in banca va giù 700 e quindi prende qualcosina di più, quindi prenderà qualcosina di più anche della perequazione. Ma allora è proprio vero? Sì, perché il 7,3%, quindi sulla base della pensione lorda che prende. È bello è che ho visto... Quindi qualcosina di più prende, senz'altro. Ho visto uno del governo che diceva, e lei dice, ma uno che prende 50 euro in più al mese, ma ho detto, ma mi sono sentita presa per i fondelli. Come fanno a fare queste cifre che loro si aumentano di 3.000 euro? Beh, questo forse è un altro discorso, perché Sì, perequazione è sulla base dei contributi versati, quindi No, ma io purtroppo ho sempre fatto la casalinga e le casalinghe non sono mai state valutate. Sì. Va bene. Io ho solo la reversibilità di mio marito che è morto. Però mi sono sentita veramente, ho detto, ma guarda cosa.
E allora mi sfogo con voi, visto che non ho potuto Fa farlo. bene, Va fa bene. bene, noi siamo qua, l'ascoltiamo Sì. volentieri. Allora, D'accordo. guardi, vi ringrazio Grazie perché a mi lei. sono sfogata. Ha fatto bene, bene, ha ecco. fatto bene, Sì, signora. importante anche Grazie questo. mille, continuate così che io la vedo sempre la trasmissione. Bene, continui Grazie. ancora a seguirci. Tanti auguroni e buona Buonasera. serata. Grazie, auguri anche a lei. Grazie per avermi Buonasera, ascoltata. grazie a lei. Buonasera, buonasera. E abbiamo ancora un minuto a disposizione, ce la fai a concludere? E qua abbiamo ancora tanti messaggi e purtroppo dovremo dare le risposte la prossima settimana, non ce la facciamo? Non ce la facciamo. Va bene, allora, Allora, finisco o io. chiudiamo così o diamo ancora 2 risposte. Le risposte che sappiamo che le persone hanno... Opzione donna, non raggiungo i 35 anni di contributi per un minimale contributivo basso per qualche settimana ed ho 58 anni. Esiste la possibilità di pagare quanto mancante per avere i requisiti per la pensione? Grazie Susanna. No, se continua a lavorare non può pagare una cosa che si riferisce al momento che sta lavorando, quindi non può sostituirsi, diciamo, a meno che non sia un riscatto di qualcosa di precedente. Esiste la possibilità di pagare quanto mancante per No. avere i requisiti per la No, pensione? si sta lavorando, no. Bisogna aspettare, sì, dobbiamo chiudere, mi dispiace, ci sono ancora delle richieste qui, vi do appuntamento la prossima settimana. E quindi cerchiamo di dare le risposte a tutti. Ringrazio Cristiana Fanciullacci, ringrazio Liliana della Rover, Grazie ringrazio a voi, per buonasera a averci tutti seguiti e a tutte. e ci vediamo la prossima settimana puntuali 18:15 in diretta. Anche chi non ha ricevuto risposta, prossima settimana, una promessa. Arrivederci a mercoledì. Buonasera, buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.